RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni e modulazione di frequenza in onda media di Radio 1. Signore e signori, buon ascolto dell'inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Giovanni Allevi, per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Tutti i segnali orario trasmessi nel corso della giornata provengono dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino. Ore 10:30. Onda Verde, servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buongiorno CIS, viaggiare informati, un incidente su... Era questa l'ultima notizia. Luciana Scheggi dell'ACI vi ricorda il prossimo appuntamento su Radio 3 10:48. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e la partecipazione dell'AGIP. Meteo Radio. Vi leggiamo ora le temperature minime registrate la scorsa notte in alcune città italiane. Bolzano 21, Trieste 25. Le temperature minime sono state rilevate a cura del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. GR1. Buona giornata da Cecilia Narducci e Valentina Montanari. I nostri titoli: l'Italia in fiamme. RAI GR1. Un buon pomeriggio, in studio Simona Grossi. Una nuova stangata per le tariffe dal 1° luglio. Vi ricordiamo che questa edizione del GR1 è disponibile anche su internet all'indirizzo www.grr.rai.it, insieme al servizio di podcasting per scaricare le vostre trasmissioni preferite. Radio 1 Sport. In studio Marzia Leoni, il calcio scommesse. Sono le 8:32, grazie, a risentirci. Ore 17. RAI GR1. Gentili ascoltatori, un cordiale buon pomeriggio da Massimiliano Colli. Batterio, RAI, Radio 1, grazie per l'attenzione. La linea di nuova Bobab, prossimo GR1 alle 18. Vi ricordiamo che questa edizione del GR1 è disponibile anche su internet all'indirizzo www.grr.rai.it, insieme al servizio di podcasting per scaricare le vostre trasmissioni preferite. Verde, servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buon pomeriggio dal CIS Viaggiare, informati, traffico. Bene, per ora è tutto da Patrizia Ferrare dal CIS, mentre per chi viaggia in autostrada ricordiamo gli aggiornamenti costanti nelle 24 ore con Raisa Radio 103.3. Alle 19:46 su Radio 2 il prossimo appuntamento con Onda Verde. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione di ENI.
previsto per la giornata di domani al nord poco nuvoloso. Il tempo previsto per domani è a cura del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1. Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in modulazione di frequenza proseguono fino alle ore 6 con i programmi di Radio 1, in onda media e sul quarto canale della filodiffusione con il Notturno Italiano, trasmesso dalle stazioni di Roma su kHz 1107, di Milano su kHz 900 e di Napoli Marcianise su kHz 657. Signore e signori, buon ascolto dell'inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Giovanni Allevi, per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ore 24. RAI, il giornale della mezzanotte. Direttore Antonio Preziosi. Faccia a faccia Berlusconi e Bossi ad Arcore. Avanti. Grazie a Simonetta Martellini e prima di salutarvi la consueta anticipazione della notte di Radio 1 in onda sull'FM all'1:05 circa. In studio con noi c'è Sandro Capitani che ci dice tutto. Buonanotte a voi tutti. Questa notte appuntamento con l'autore alla notte di Radio 1. Ospite in diretta della trasmissione è lo scrittore Eraldo Baldini, con le sue atmosfere notturne, i racconti legati al mondo della civiltà contadina, le atmosfere misteriose, le nebbie e i segreti della provincia italiana. Baldini ci parlerà del suo ultimo libro, L'uomo nero e la bicicletta blu, edito da Einaudi, e risponderà alle nostre domande e a quelle degli ascoltatori che potranno intervenire in trasmissione inviando un SMS al numero 335 699 2949. L'appuntamento con la notte di Radio 1 è fra pochi minuti, subito dopo la conclusione di questo giornale. Vi aspettiamo. E questa edizione del GR è stata coordinata da Vito Ciocci ed è stata realizzata da Francesco Fangio con Valentina Montanari. In redazione Rianna Di Giorgio, Camilla Francisci, Gianluigi Indri, in regia Dante Renzetti e Ezio Bordoni. Sull'FM dopo la sigla spazio L'uomo della notte con Maurizio Costanzo, sull'onde media il notturno italiano, RAI Radio 1, prossimo GR a Luna. Grazie per l'ascolto e una buona notte. Vi ricordiamo che questa edizione del Giornale della Mezzanotte è disponibile anche su internet all'indirizzo www.grr.rai.it insieme al servizio di podcasting per scaricare le vostre trasmissioni preferite. RAI Radio 1. Pochi secondi per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
TGR, giornale radio del Veneto. Mercoledì 22 giugno sono le 7:20. Un cordiale buongiorno da Angelo Pangrazio e Matteo Mohorovičić. 7:29 è tutto, prossimo appuntamento alle 12:10. Buona giornata da Angelo Pangrazio, da Matteo Mohorovičić e in regia da Claudio Peris. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Veneto. Speciale GR2. Rotocalco quotidiano. A cura della redazione del GR2. Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori da Carlo Sacchettoni. Ecco gli argomenti che compongono questo speciale. Anche per oggi ci fermiamo qui, grazie a Gottardo Montano per l'assistenza tecnica e a Tonino Bruzzese per la collaborazione. Ancora un saluto da Carlo Sacchettoni, ci sentiamo domani sempre alle 10. Speciale GR2. Rotocalco quotidiano. A cura della redazione del GR2. Coordinamento di Luca Liguori. GR2 Economia. Buon pomeriggio amici ascoltatori, buon pomeriggio qui da Piazza Affari, Everardo Dalla Noce al microfono. È stata una giornata, abbiamo come sempre appuntamento domani, Everardo Dalla Noce dunque a questo punto passa linea e microfono ai colleghi di Roma. Abbiamo trasmesso GR2 Economia. Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buongiorno dal CIS Viaggiare informati sulla Nord. Marina Flaibani dell'ACI, prossimo appuntamento 12:35, Radio 1. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e con la partecipazione dell'AGIP. Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buongiorno dalle CIS Viaggiare informati, traffico intenso. Ed è tutto da Miriam Castelli dell'ACI, il prossimo aggiornamento con Onda Verde alle 12:30 su Radio 1. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e con la partecipazione dell'AGIP.
Tempo previsto per domani al nord, sereno poco nuvoloso, locali addensamenti. Erano le previsioni del tempo per domani. Radio 2, sono le 9:33. Ce l'hai una caramella? Ho una balsamica al miele Ambrosoli. Ambrosoli, non solite caramelle. RAI GR2. Buonasera da Franco Scarsella con il GR2 domani mattina con la prima edizione alle 6:30. Da Franco Scarsella e Alessandra Fiori l'augurio di una buona serata. GR Sport. 12:51 minuti, studio Paolo Zauli. Più di ascolto. Radio 2. Radio 2. Radio 2. Onda Verde. Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buonasera dal CIS Viaggiare Informati, apriamo il nostro aggiornamento segnalandovi il traffico bloccato. Bene, questo per ora è tutto da Patrizia Ferrare dal CIS, mentre per chi viaggia in autostrada ricordiamo gli aggiornamenti costanti delle 24 ore con Rai Radio 103.3. Prossimo appuntamento con Onda Verde tra qualche minuto alle 21:05 su Radio 1. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione di ENI. Radio 2. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia per domani, lunedì 27 giugno, al nord. Le previsioni del tempo sono a cura del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Radio 2, tutta un'altra musica. Radio 2, sono le 22:30. RAI GR2. Un cordiale buonasera da Roberta Sibona. La politica in primo piano. Tutto per questa edizione. Il GR2 torna domani mattina alle 6:30. Vi lascio in compagnia di Rai Tunes. Buon proseguimento di serata.
GR Sport. 19:44 minuti in studio Paolo Zauli. 19:48, grazie e buon proseguimento di ascolto. RAI Radio 3. Segnale orario RAI con la partecipazione di Blu Via. RAI GR3. Buongiorno a tutti da Alma Grandini in studio con Valentina Antonelli. Ancora emergenza caldo per anziani e malati. Per ora è tutto, il prossimo GR3 torna alle 13:45 da Alma Grandini e Valentina Antonelli. Grazie per averci seguito e a più tardi. Abbiamo trasmesso GR3. Email grr@rai.it. Onda Verde. Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buongiorno dal CIS, viaggiare informati, invariata la situazione. È tutto per il momento da Emanuela Castaldi dell'ACI. Il prossimo appuntamento con Onda Verde in contemporanea alle 11:30 su Radio 1 e Radio 2. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e con la partecipazione dell'AGIP. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 20 giugno, al nord. Nuvolosità irregolare sulle zone a cura del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Meteo Radio. Ore 18:45. RAI GR3. Direttore Antonio Preziosi. Emergenza rifiuti in Campania. Questa edizione del GR3 è stata coordinata da Paolo Corsini, realizzata da Raffaele Cosentino e Massimo Giaquinto, che ha condotto in studio con Valentina Antonelli, in regia Luca Cardin. Fra pochi minuti su Radio 3 c'è Hollywood Party. Buon ascolto. Abbiamo trasmesso GR3. Vi ricordiamo che questa edizione è disponibile anche su internet all'indirizzo www.grr.rai.it. Meteo Radio.
Tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 17 giugno, al nord. Le previsioni del tempo sono a cura del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Meteo Radio. Onda Verde, servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Benvenuti come sempre all'appuntamento con il CIS. Viaggiare informati, il traffico è molto intenso. Era l'ultima notizia, come sempre dal CIS, l'augurio di un buon viaggio. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione dell'AGIP. Tempo previsto per domani, lunedì 16 maggio. Al nord, sereno o poco nuvoloso. Le previsioni sono a cura del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.